Dopo la bolla delle bolle, l'onda rosa. L'onda rosa, moda? Sicuramente sì. Bisogna che le cose diventino di moda per poter cominciare. Poi alcune mode sono effimere, passeggere, fragili. Perché? Perché non riescono a incrociare un reale desiderio, lo alimentano, lo sovralimentano, lo drogano, diciamo così, per un po' di tempo, poi il desiderio, il bisogno in realtà non c'era e la moda finisce. Ma invece no, io penso che il rosé e le cose che sono state dette oggi da molti intervenuti bravi e sapienti molto più di me incoraggino in quella direzione. Io penso che il rosé sia un po' come la minigonna all'epoca di Mary Quant. È cominciata in una Londra ribelle, sembrava legata a un fenomeno di costume passeggero, si diceva che le donne l'avrebbero odiata e gli uomini si sarebbero scatenati, sarebbero diventati degli animali inseguendo le signore con le minigonne. Oggi le portano tutte, anche quelle che hanno le cosce non regolamentari, diciamo così, rispetto alle misure di Twiggy, e le portano perché si divertono, perché questa cosa ha smosso un desiderio, che è un desiderio fondamentalmente di libertà. Anche dentro bere rosé e fare rosé c'è un desiderio di libertà, è la libertà di affrancarsi dalla importanza anche un po', come dire, pomposa dei grandi rossi, ma anche dalla, come dire, normalità e dalla eguaglianza sempre di colore dei pur magnifici grandi bianchi. Il rosato rivendica una sua identità, la rivendica con le bolle e senza bolle, e nel momento in cui la trova e si diffonde la tecnica per farlo e la consapevolezza sulle uve e i terreni dove si può fare, lavorare per fare dei grandi rosé, va a smuovere un desiderio che già c'è, che è quello dei nuovi bevitori, e come ha detto Sissi Baratella, consumatrice e però anche wine writer e conoscitrice profonda del mondo del vino, è un vino arcobaleno che supera anche le differenze di genere, non più il vino maschile e il vino femminile, ma il vino di tutte e di tutti. Noi del lago di Garda, specialmente la sponda d'Annunziano dove arriva il sole al mattino, definiamo che il rosé non è un colore ma è un vino da viticoltura dedicata, quindi bisogna piantare le vigne, no? Con la stessa filosofia con cui si piantano le vigne per fare dei grandi vini rossi o bianchi, e così si devono piantare le vigne allevandole per dedicarle a produrre uva destinata ai rosé. I rosé sono dei grandi vini, forse i rosé sono i vini più delicati, più raffinati, più eleganti e di conseguenza più fragili del mondo. È per quello che bisogna avere una delicatezza nella gestione, come del resto deve avere con le materie prime di grande valore come il cashmere, come la seta, insomma bisogna saperle lavorare. E fortunatamente negli ultimi anni le tecnologie ci hanno aiutato a dar valore a questa materia prima unica al mondo. Dobbiamo sempre ricordarci che questo è il punto più a nord del mondo dove c'è un clima mediterraneo, e quindi tutto quello che viene qua viene per volontà del Padre Eterno, con grande armonia, grande raffinatezza.